Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, ci troviamo con una grandissima conoscenza di Niceto TV Web e di tutta la provincia di Messina e oltre, direi. Siamo con un appassionato di agricoltura, come si definisce lui, e siamo un Cettino Giorgianni. Qualche mese fa l'abbiamo vista alle prese con le patate veramente eccezionali. Il video ha avuto un successo straordinario, ma ora siamo alla fine di luglio e parliamo di altri frutti. Cettino, parliamo di smerge, come si dice qua, no sberge, giusto? No. Prima di tutto iniziamo con la definizione. Con la M. Smerge. Smergia o smerge in plurale, perché nasce così, ma non da adesso, da tantissimi anni, da secoli fa nella nostra zona. Che ripetiamo, la zona è quella più florida, è quella del Emargio, il Torrente del Niceto, la della vallata del Niceto. Roccavaldina, Torregrotta, Monforte, San Perniceto, questa è la nostra valle, che è una valle, poi possiamo definirla baciata dagli dei, perché ha fra il clima e il terreno si sposa bene non solamente la smergia o la patata, ma anche il pomodoro e tanti altri frutti che c'erano negli anni scorsi. Purtroppo qui si facevano grandissime produzioni di qualsiasi ortaggio, anche angurie nella zona bassa diciamo, noi le chiamiamo la Marina di San Perniceto, la Marina di Monforte, anche angurie venivano spediti in altri paesi. Eravamo conosciuti dappertutto come marchio Roccavaldina, come la nostra zona. Ora purtroppo da parecchi anni non ci hanno riconosciuto più, perché però non abbiamo più prodotto. Però grazie a degli appassionati come te la smerge sta riprendendo piede, perché c'è stato un periodo che stava scomparendo, diciamo. No, stava scomparendo, infatti abbiamo fatto questo comitato, come ben sai, 2 anni fa, che adesso abbiamo già ottenuto il marchio territoriale e stiamo lavorando per avere il marchio DOP. Speriamo di riuscirci e speriamo che si aggregano altri produttori. Finora quanto siete? Ma credo una quindicina fra produttori e trasformatori. Perché ricordiamo che con la smerge si fa di tutto, non è solo per mangiare, si fa il gelato come lo fa Rosario D'Angelo, il Sichè. Come tutti gli altri, non ci facciamo solamente sì, però mi è venuto in mente il gelato, però anche il Bargitto fa i dolci con la smergia. Monforte Marina, non mi ricordo di Scattareggia, Mille Voglie. Mille Voglie, abbiamo Grasso, abbiamo Sapienza. Quindi non è la smergia solo da mangiare, è anche da trasformare in dolce nettarino, come si chiama? Si può fare il gelato, la granita, le crostate, le paste di mandorla alla smergia che fa Sapienza sono buonissime. C'è una vasta scelta e tanti sapori che effettivamente adesso noi giovani, io non è che mi definisco tanto giovane, però da mezz'età abbiamo dimenticato, perché quelli da mezz'età qualcosa quando eravamo piccoli li ricordiamo, quei vecchi sapori, quei gusti, quei profumi, principalmente i profumi. E purtroppo oggi come oggi, dove vai, anche nei mercati dove c'è la miglior frutta di questo mondo, manca essenzialmente il profumo. Sì. Quest'anno purtroppo il tempo non è stato clemente per le smerge. Quest'anno abbiamo avuto un inverno fino al 30 di giugno, quindi automaticamente abbiamo una scarsa produzione, poca produzione e qualitativamente bene o male dobbiamo lavorarla un pochino meglio. Se qualcuno è interessato può sempre contattare Cettino Giorgianni. Sì, metto anche il mio numero senza nessun problema, però per pochi intimi. La natura ha deciso così quest'anno. Per pochi intimi. Perché comunque, gli alberi ci sono, voglio dire, non è, però ci sono anche i miei colleghi produttori che avranno qualcosa, comunque ci sarà un po' di merce, ci sarà. Per concludere, il marchio DOP arriverà entro quanto? È un pochino lunga, ci vuole almeno credo 2 o 3 anni. Dobbiamo cercare, ecco, questa sinergia con il territorio. Il territorio deve capire cosa vuol dire il marchio DOP, cosa noi stiamo proponendo, che ancora purtroppo
la nostra zona è un po' chiusa su questo lato mentale. Io non sto cercando niente, ma sto cercando di creare questo DOP, ma non per me personale, ma per il territorio. Infatti. Perché io personalmente, come li vendevo 10 anni fa le Smerge, li vendo anche quest'anno. Io al posto di mettere il marchio Cettino, perché mi sembrava troppo ridicolo e troppo, come si vuol dire, solamente io, ecco, e invece mi è piaciuto allargare tutta la zona, tutta la valle, avere il marchio. Spero che il futuro avrà il marchio Valle del Niceto DOP. Io fino adesso ci sono arrivato insieme ai miei colleghi e insieme anche alla politica, perché ci ha appoggiato tanto, lo posso dire a voce alta, certo, e anche ai altri funzionari, ad avere il marchio territoriale. Fino a e qua speriamo, ci siamo. e fino a speriamo quest'anno. prima possibile. Vabbè, È stato un bacione e un piacere. abbraccio a Vogliamo presentare qualche Smergia così facciamo qualità. Pochissimi sono acerbi. Vieni qua, ancora sono acerbi. Questa è la rossa, la sfaccettata rossa. Poi possiamo andare alla bianca. Va bene, penso, anche vista l'ora, che va bene così. Io ringrazio ancora una volta l'amico Cettino Giorgiani, appassionato di agricoltura, per queste belle immersioni nella natura. È un piacere avervi qui. No, il piacere è tutto mio. Va bene, un bacione, un Grazie. abbraccio a tutti a tutti, A tutti quelli che vedranno tutto questo il video. Niceto, a tutto l'appassionato del Niceto Web. Grazie. A te non vuoi aggiungere qualcosina? No, ha già Devi detto mettere. tutto Cettino, Devi siamo in un mettere. paradiso terrestre. Venite e contattate Cettino perché veramente troverete qualità e cortesia. E simpatia. E simpatia. Cortesia sempre. E simpatia. Ma guarda che fiore, la Smergia proprio è femminile, perché la femminilità dà un qualcosa, un punto di eccellenza. È un plus valore alle Precisamente, cose. precisamente, Bene, bene. Allora aspetteremo questo marchio DOP. Ci vorrà del tempo. Va E bene. dobbiamo anche cambiare noi mentalmente. Le cose belle si fanno aspettare. Anche questo è vero. E che hai capito anche. Vabbè. Grazie, alla Ciao, prossima. Peppe, Ciao, grazie.